Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per il nostro terzo e ultimo intervento di oggi riguardo al nostro tema del giorno. Come avete visto negli interventi precedenti, oggi parliamo di musica, di Verona Beat in particolare, ossia la kermesse itinerante che è ripartita sabato scorso dalla Zise con la Rugantino Band di Marco Attard, che abbiamo intervistato proprio pochi minuti fa. Una kermesse che quest'anno sarà dedicata in toto a Renato Bernuzzi, il cantante dei Kings, che ricordiamo è scomparso l'anno scorso, e che proseguirà fino al prossimo 28 di agosto, culminando in un grande evento al Teatro Romano che era stato rimandato dal 2020 a causa chiaramente della pandemia che aveva stoppato questi eventi live. E allora, per tornare a parlare di Verona Beat, siamo in collegamento con Alverio Merlo, poeta veronese, poeta di Verona Beat. Buongiorno Alverio. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, dunque, Alverio, tu sei un poeta che canta Verona, che canta la sua città, ma sei anche il poeta di Verona Beat. Insomma, come sei entrato a far parte di questo gruppo di musicisti? Diciamo che la mia amicizia con Renato mi ha portato a conoscere questo mondo, un mondo che io ho frequentato da giovane senza mai riuscire a entrarci, perché la musica per me cioè la poesia è musica e la musica per me è poesia, cioè poesia e musica è un binomio imprescindibile, è un binomio. In effetti ci sono certe canzoni che sono pura poesia. Pensa che una sera con Renato eravamo in un posto dove c'erano un centinaio di persone. Come al solito io mi ritaglio sempre il cosiddetto angolo della poesia e gli ho letto Caffè Amaro, che era la sua canzone principe, diciamo, gliel'ho letta come fosse una poesia. Lui l'ha ascoltata e dopo gli ho detto: ma Renato, guarda che ho letto Caffè Amaro. Ha detto: ah sì, mi sembrava di averla già sentita. Questa realtà è. Sì, Incredibile. sì, se tu una canzone la reciti, si snatura, diciamo, però poi si ricongiunge a quella che è la musica, indubbiamente. Certo, Ecco. assolutamente sì. Comunque poi appunto la mia vicinanza con Renato mi ha portato in questo mondo che io peraltro ho sempre amato. Ecco. Certo. Ecco, com'è partecipare a queste serate, insomma, a queste serate musicali dove c'è l'angolo della poesia, insomma, che atmosfera c'è? E è un'atmosfera che io cerco di metterla poi nei miei scritti, diciamo, no? E si forma non so, è un ritorno al passato, riaffiorano emozioni vecchie, ricordi, si ritorna ai nostri 20 anni, una canzone ci ricorda quella ragazza là, come probabilmente alle ragazze ricorderà quel ragazzo là. Cioè, addirittura ho rincontrato in queste serate della gente che non vedevo da 40, da 50 anni, anche perché Accidenti. siamo tutti sui 70 qua, e più. Perciò gente che non vedevo da 50 anni, pensa a te. Beh, insomma, direi che è parecchio tempo, quindi assolutamente. Beh, ecco, chiedo adesso un attimo, faccio un focus su Renato, perché appunto questa edizione del Verona Beat è tutta dedicata a lui e al suo ricordo. Ecco, quanto è importante, l'abbiamo già capito, ma quanto è importante anche per te ricordare Renato, insomma, questa figura che è stata praticamente tutto per Verona Beat, fondamentalmente. Renato, ripeto, per me era un grande amico, al di là della musica, eccetera, così. Tante volte siamo usciti assieme, veniva a mangiare spesso anche a casa mia, ai miei compleanni c'era sempre, cioè per me Renato è niente, quasi mi emoziono
e penso che Verona si emoziona quando pensa a Renato, e sono riuscito a leggere un qualcosa in piazza San Zeno quando c'è stato il suo funerale, ma ti leggo solo 4 righe Sì, perché ma, troppo triste, no? Ma proprio per far capire cos'era per Verona Renato. Una quarta de silenzio la s'estesa su Verona. Verona la pianse, Verona, Verona la secava la sua corona, e il sole l'illumina Sanzen de una luce crua e scura, che come una tenaia la stringe il mondo bit da far paura. Ecco, basta, perché sennò poi non so neanche come ho fatto a leggerla quel giorno. Il Joy mi ha dato una peada nelle gambe e sono riuscito ad andargliene in fondo. immaginiamo sia stato un momento veramente, veramente difficile, ma la poesia era stupenda, quindi poi ne abbiamo letto solamente un pezzo, solamente un passo, però era questo passo che ci hai letto, Alverio, era veramente molto bello, quindi complimenti. No, allora, dunque, torniamo un attimo a Verona Beat, insomma, alle poesie che reciti nel tuo angolo di poesie durante le serate. Ecco, c'è una poesia in particolare una tua poesia preferita, o comunque una poesia che ci vorresti magari anche leggere qui in diretta? Sì, e allora di particolari, cioè io vado a fermare un pochettino la giornata, nel senso che per dire l'ultima che l'ho scritta proprio per l'ultima giornata che abbiamo fatto Ok. domenica scorsa, no? E recita così, no? Forse pochi hanno voglia di ascoltare, tutti qualcosa hanno di più importante da pensare, ma se vi fermate un momento, non è sprecato questo tempo. Si torna a cantare, si torna a sognare, si torna a ridere, a scherzare, chiacchierare. Ascoltiamo un concerto di 100 canzoni che risvegliano in noi vecchie emozioni. Fermiamoci un momento, fermiamo il nostro tempo. Passano nella mente vecchi e nuovi amori, i nostri vecchi sentimenti, i nostri nuovi intendimenti. Il tempo passa, sembra finito, ma non tutto è svanito. E, e ti ricordi quella volta quando una parola giusta ti faceva girare come una banderuola? Quando uno sguardo era un gioco d'azzardo? Non terranno mai più questi bei tempi che facevano sognare le nostre menti, ma questo è il male minore. Godiamoci questo spettacolo, spettacolo del cuore. Pensiamo all'oggi, non sappiamo se ci sarà domani. Oggi solo pensieri positivi, niente pensieri strani. Beh, bellissima. Questo il bellissimo io non so giudicarlo. No, no, Dopo, io personalmente la trovo molto bella e molto emblematica anche di questo momento di ripartenza, di felicità per il ritorno anche degli eventi live, poter stare tutti insieme, insomma, in un sì, certo qual questo modo. senz'altro. Sì, Quindi, e appunto questi momenti sono momenti che per tutti abbiamo aspettato per un sacco di tempo, sì, perciò, sai, si ritorna, diciamo tra virgolette, si ritorna a vivere, insomma, ecco. è proprio vero, E assolutamente. un'altra poesia non finisce così, senti, no? Sì. E la musica suona, suona dolcemente, un'ultima notte e poi la musica si pente. Perché anche questo, sai, perché la musica, almeno io parlo per me, ma penso che per gli altri, quando sentiamo appunto, come ti dicevo prima, certe canzoni, risvegliano in noi delle cose che erano morte, e risuscitano.
È vero, assolutamente sì, hai ragione. Ecco, beh, allora dopo queste poesie, dopo questo tripudio di poesie, Alverio, noi ti ringraziamo infinitamente per insomma avercele recitate in diretta per noi e anche appunto per averci un po' riportato alla mente il tuo ricordo di Renato e anche per averci spiegato un po' il tuo ruolo in Verona Beat, un ruolo importantissimo. Beh, grazie per l'importantissimo, ma sai, Beh, c'è sempre bisogno. sono stato adottato. Diciamo Adottato. che a 70 anni mi hanno adottato, pensa a te, Meglio tardi che mai, direi. meglio tardi che mai. Bene, Alverio, ti ringrazio ancora tantissimo, grazie mille davvero e Grazie, alla prossima. alla prossima e un caro saluto a tutti. Benissimo, e allora anche noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento allora domani dalle 12:15 in poi per il nostro Buongiorno Verona e nuovi intervistati. Grazie per averci seguito e a domani.